le stime danno una perdita complessiva, e si dovrà vedere a fine anno, di una perdita di 50.000 posti di lavoro in provincia, che vuol dire insomma una percentuale molto più alta, quasi il 50% in più di quello che era il dato della crisi del 2008. La prospettiva è nera e travolge tutti i dati dell'era pre-Covid. Inutile negarlo, il 1° maggio del 2020 in terra di Marca sarà una festa non festa, dove più che da festeggiare c'è da riflettere e programmare un futuro. Il Trevigiano in particolare ha perso moltissimo sull'export, è aumentata in modo esponenziale la cassa integrazione. Esplosione degli ammortizzatori sociali derivata anche dalla moratoria sui licenziamenti che preannunciano i sindacati sarà riconfermata dal governo. Per quanto riguarda i decreti che sono stati emanati e mi sembra di aver capito che anche il prossimo, quello aprile-maggio, conterrà lo stesso provvedimento, c'è anche la sospensione dei licenziamenti, della notifica dei licenziamenti, e pertanto credo che nessuno abbia fatto questo tipo di comunicazione al momento. Sulla ripartenza, CGIL e CISL-UIL mettono le mani avanti, concordi che la sicurezza viene prima di tutto e che si possa trovare una via trevigiana. Sarebbe inconcepibile che uno va a lavorare la mattina pensando che perché manca la mascherina, perché mancano i guanti, perché non è possibile un distanziamento o una sanificazione dell'ambiente, debba comunque rischiare la vita o addirittura perderla per colpa del virus. È una cosa che assolutamente non è concepibile. Per il resto, l'appello è quello alla coesione, oggi più che mai, ad attendere il mondo del lavoro mesi durissimi. Non siamo ancora a metà del guado, e quando si è in questa fase è quella più complicata, perché vorresti tornare indietro ma non puoi, vorresti andare avanti ma sai che andare avanti sarà molto faticoso e molto complicato. Ma dobbiamo farlo per salvaguardare le nostre imprese e i nostri posti di lavoro. Bisogna partire dal fatto che si deve ridare valore al tema lavoro, al lavoratore, non al prodotto, al lavoratore.